scende in campo adesso sempre il Veneto, ma con la compagine allievi nella semifinale contro la Toscana. Entrambe le sfidanti si sono guadagnate l'accesso a questa sfida attraverso le vittorie di ieri. Veneto che ha superato 3-2 la Campania, Toscana che con lo stesso risultato si è invece imposta sulla Puglia. E si comincia con il possesso Veneto. Bulacar per Milani, anziché battezza il secondo palo e passa in vantaggio il Veneto a 9:36 dal termine della prima frazione. E si comincia con il secondo tempo. Poi da Omsi, Naudi avanza, chiama lo scambio con Troiano, ma capisce tutto Duda che guida la ripartenza. Duda fa secco Omsi e serve sul secondo palo Milani che sigla la doppietta e porta il Veneto al raddoppio a 9:56 dal termine. Parte Troiano, respinge, riceve ancora, arretra il Veneto, fa scorrere il cronometro. Buono lo spunto però di Coppe che serve sul secondo palo, Scarparo che sentenzia la partita a favore del Veneto. 3-0 adesso a 1 minuto dal termine. Il parziale diventa irrecuperabile per la Toscana. In vola sulla fascia sinistra, Coppe fa tutto da solo, fermato sul più bello da Omsi. Eccolo qui il suono della sirena che fa terminare il match e spedisce il Veneto in finale del torneo delle regioni.